Il Covid non ferma la malavita, che si scatena creando paura ed apprensione anche dove dovrebbe essere difficile agire, come il centro città, come la via Atenea, il salotto cittadino. Luoghi un tempo sicuri e adesso in balia della criminalità che non ha colore, si badi bene, anche se cresce il numero di extracomunitari coinvolti in episodi malavitosi, come nel caso che oggi occupa la pagina di Cronaca Nera. Era quasi sera ieri quando un tunisino ha minacciato un farmacista per ottenere un farmaco per il quale serve la ricetta del medico. Si tratta di un prodotto da trasformare in droga. Dal rifiuto del farmacista di via Atenea alle pesanti minacce. Diciamo che è stato provvidenziale l'intervento dei poliziotti delle volanti chiamati da un passante. Il tunisino è stato identificato e denunciato, ma è stato lasciato libero, malgrado a quanto pare avesse dei precedenti. Ma è questa purtroppo la legge italiana e lo sappiamo. C'è da aggiungere che alle 18, con la chiusura dei bar, in via Atenea scatta il coprifuoco spontaneo da parte dei titolari di altri esercizi commerciali che si ritrovano la strada deserta e il rischio dietro l'angolo. Un farmacista però non può chiudere e i malviventi lo sanno. La gente è stanca di vivere in una città che sembra diventata davvero terra di nessuno.